voi capite che se uno mi dice, come si legge in tutte le relazioni per la costruzione di nuove centrali a biomasse, che le centrali a biomasse evitano l'effetto serra perché tanta è la CO2 che producono quanta la CO2 che hanno assorbito, questo è vero solo in parte, perché a quella CO2 che hanno che ha prodotto la combustione è sì bilanciata da quella assorbita, ma dove metto tutta la CO2 che è stata prodotta per produrre i fertilizzanti, i pesticidi, le pompe, eccetera? È lì, se consumo più calorie di quanto ottengo, anche la CO2 è più di quanta sia in pareggio tra assorbita e ottenuta dalla combustione. Questo è quello che ho appena detto. Quindi, sulla base di questi ragionamenti, molti autori indicano la combustione di combustibili di provenienza agricola come non convenienti. Cioè, in realtà, lo dice anche la FAO, è assurdo pensare di risolvere i problemi energetici bruciando cibo. È assurdo, come si sta facendo in questo momento in Brasile, usare territorio agricolo o disboscare le foreste pluviali per produrre bioetanolo per far andare avanti i SUV degli statunitensi. Cioè noi sottraiamo cibo alla popolazione umana per alimentare o produzione di energia elettrica o automobili o cose di questo genere. Non è né logico né eticamente accettabile. Le conclusioni di autori di questo tipo è che solo una minima frazione, ve lo dicevo, dell'energia solare è catturata dalle piante, qui mettono l'1 per 1000, il fotovoltaico ne cattura il 10%, in realtà oggi siamo oltre il 20%, la produzione di etanolo per esempio arriva all'8%, si consuma più energia di quanto si ottiene, in generale biodiesel o altre cose non sono convenienti. In generale, se noi andiamo a vedere il bilancio energetico tra quanto si produce e quanto si consuma, nella migliore delle ipotesi, nella produzione di biomasse solide, arriviamo a 3-4 volte l'energia, mi ridà 3-4 volte quella che ho dato. Ma questo è comunque uno spreco se calcoliamo che potremo ottenere con efficienze molto maggiori, perfino usando una fonte fossile come il metano. L'altro problema è che, lo dice sia una sentenza del Consiglio di Stato sollevata rispetto a una questione venuta fuori a Terni, che comunque una centrale a biomasse è un inceneritore, nel senso letterale del termine. Ma se io ho l'autorizzazione a incenerire biomasse, posso ottenere anche l'autorizzazione che le mie biomasse siano la parte organica dei rifiuti o parte dei rifiuti equivalente a quella organica. Cioè la trasformazione in inceneritori, anche se in partenza non è autorizzata, può essere sempre chiesta successivamente. Il vero problema, come dicevo, sono gli assurdi incentivi che vengono dati. Una volta i CIP 6, adesso i certificati verdi. Tutto questo con un impatto sanitario notevole. Guardate, questa è una centrale a biomasse a paglia da 22 megawatt, un po' più del doppio di quella che si propone qui, e fatti i conti in termini di tonnellate all'anno, abbiamo decine di tonnellate di polveri, abbiamo centinaia di tonnellate di monossido di carbonio, di ossidi d'azoto, di ossidi di zolfo, abbiamo tonnellate di acido cloridrico e abbiamo grammi ogni anno di diossine, cioè, e abbiamo molti chili di idrocarburi policiclici aromatici. Idrocarburi policiclici aromatici e diossine sono cancerogeni, ma le diossine sono pericolose a valori bassissimi e grammi di diossina sono la dose massima per milioni di persone, non per 10.000, per milioni di persone. Cioè noi dobbiamo tenerci a livelli di esposizione per la popolazione di picogrammi, di miliardesimi di grammi, non di grammi. Poi si ha una gran quantità di polveri sottili che anche queste sono responsabili di tumori, malattie respiratorie, eccetera. Questo l'ho già detto. Bene, la diossina però, come altre sostanze che si concentrano nei grassi, non sono pericolose tanto perché si respirano quando escono dai camini di una centrale, ma perché cadendo
vanno nel suolo, vengono assorbite dalle piante, le piante vengono mangiate dagli erbivori, gli erbivori dai carnivori e così via. Bene, se voi notate qui, questo è per il DDT, ma la stessa cosa si è dimostrata per il PCB e le diossine, si può vedere che alla base, per esempio nell'ambiente di un lago, io posso avere 0,04 parti per milione. Nel pesce che mangia le alghe arrivo a 0,2, nel pesce che mangia il pesce a 2, nel rapace che mangia quell'ultimo pesce arriviamo a 13. Cioè si è concentrato di migliaia di volte ad ogni passaggio. Perché? Perché sono sostanze che non vengono digerite, ma si concentrano nei grassi e durano anche una ventina d'anni. Questo lo vedete tranquillamente, in questo caso a livello di, per esempio, mucche tedesche e mamme tedesche. Nel latte delle mucche tedesche trovo concentrazioni di 0,7 picogrammi, nel latte umano trovo valori di 40 picogrammi. Bene, e veniamo rapidamente a questa centrale. Come vedete si parla in questa relazione tecnica, dati di progetto, 60.000 tonnellate all'anno, dicono, di stocchi e paglie, eccetera, e in realtà non è così, e ammettono però che con quel potere calorifico comunque c'è una certa quantità di cloro e di zolfo. Perché metto questo? Perché se c'è cloro, inevitabilmente cloro e lignina vuol dire che si formano quelle diossine di cui parlavo prima. Parlano di 20.000 tonnellate disponibili di paglia, 90.000 di stocchi, 10.000 di paglia. In realtà dicono, però noi vogliamo essere tranquilli, ne useremo soltanto 60.000. Beh, fatto un po' di conti con centrali analoghe, io arrivo nella più bassa delle ipotesi a 82.000 tonnellate l'anno per avere quel tipo di condizione. Ma probabilmente, dato l'eterogeneità, siamo sui 90-100.000. Quindi siamo una valutazione di sotto. Ma l'altra cosa che non viene detta è che la paglia ha una densità di 60 kg per metro cubo. Il che vuol dire, se io calcolo tutti i chili di paglia che servono, che ho bisogno di 1 milione di metri cubi. 1 milione di metri cubi di paglia che devono essere trasportati con mezzi di trasporto lì. Immaginate il traffico che quindi è necessario nell'arco dell'anno. Loro parlano soltanto di conferimento con camion o con altri sistemi, tipo probabilmente potrebbero essere trattori. E poi c'è la bellezza delle emissioni evitate. Allora, se voi costruite questa centrale, pulite l'aria. Voi non ve ne rendete. Perché la pulite? Perché voi non lo sapete, ma voi state respirando l'aria di una centrale a gasolio. Dite che non c'è. E loro dicono invece che c'è. Perché stanno facendo un confronto tra quello che succede con una centrale a gasolio e la loro centrale. A parte che sottovalutano l'impatto della loro centrale, ma anche ammesso che fosse vero quello che dicono, ma dov'è la centrale a gasolio con cui fare il confronto? Oppure dov'è la centrale a gasolio che verrà chiusa perché questa viene aperta? Come faccio a parlare di evitate se è in aggiunta? Cioè non è che se io mangio 1 chilo in più di frutta ho evitato il chilo di grassi animali. Ho mangiato i grassi animali e ho anche mangiato la frutta, non è che mi fa dimagrire perché ho mangiato la frutta, devo non mangiare altre cose. E questo è il modo di operare. Quali sono gli inquinanti ambientali? Loro dicono, beh, abbiamo 60.000 normal metri cubi all'ora che escono e abbiamo emissioni bassissime, 5 mg per metro cubo di polveri, oppure 170 di ossido d'azoto. A cosa corrisponde tutto questo? Ecco qui, e qui arriviamo alla conclusione.